anche noi secondo me una discreta gara, non c'erano grandissime situazioni di difficoltà, anche se sulla corsia destra effettivamente avevamo sbagliato qualche movimento nelle uscite, sapevamo che loro avevano la palla e volevano attaccare con lo spazio, l'avevamo provato, però c'era Mazzocco e Carlo. Mazzocco era un po' adattato in quella situazione, quindi ogni tanto abbiamo sbagliato i tempi. Sapevamo anche che una grande caratteristica del Venezia sono le palle native, abbiamo preso gol su palle native, siamo stati bravi a crederci, a rimetterla subito in sesto con una punizione dal limite dell'area deviata. Quindi questa è stata un po' la lettura dell'inizio gara dal mio punto di vista, però stavamo tenendo bene il campo. Anche perché Venezia in casa, anche fuori, è una squadra tosta, è una squadra che ti crea difficoltà. Fino a quel momento non ne avevamo subite molte. Ti chiedo un'altra cosa e poi posso finire di scrivere. È la terza partita che vincete in rimonta. Questo significa che è cambiato qualcosa anche nella testa del gruppo? Sì, sicuramente quando siamo andati sotto ultimamente c'è sempre stata una grande reazione, la squadra non si è disunita, questo è un aspetto importante, continuare a crederci, poi siamo stati bravi a crearci le nostre situazioni anche per far gol prima, quindi faccio i complimenti alla squadra perché l'avevamo preparata in questo modo e la squadra l'ha messa in pratica. Chiaramente c'è ancora molto da lavorare, c'è da migliorare, però sono molto contento e faccio complimenti ai ragazzi. Grazie. Sei in Venezia a pochi complimenti al Palo, ma sta dicendo dopo questa partita, nonostante la sconfitta, siamo convinti di poter vincere il campionato. Il Palo ha cosa per dire, non è convinta del Palo. Noi, ripeto, cerchiamo di migliorarci di gara in gara, sappiamo che ci sono ancora grandi margini di miglioramento, adesso siamo nel gruppo, ci siamo più o meno sempre stati, dobbiamo continuare a lavorare in maniera serena, cercando di raccogliere il massimo, perché sono tante squadre in pochissimi punti, quindi c'è grande equilibrio, ci sarà per molto tempo da quel punto di vista. Tornando invece proprio alla scelta di campo, la scelta di Mazzocco in quella posizione, parte il caso di Benitez che Cavaglio la È stata dettata prima dal non recupero di Favalli, però Mazzocco aveva già fatto l'esterno a 4 nel passato. Volevamo cercare di andare in quella corsia ad occupare un po' più lo spazio in maniera diversa, dovevamo alzare i centimetri per il discorso delle palle native, è stata una serie di circostanze che mi hanno portato a fare questo tipo di scelta. E al di là di qualche errore nel posizionamento, perché comunque sia Carlo che Mazzocco non avendo mai giocato insieme in quella posizione, però sono stati bravi e ordinati e hanno fatto un'ottima gara. Dal punto di vista invece proprio dell'emozione personale, cosa lascia questa partita? Perché i due del Palo hanno festeggiato ovviamente tantissimo, poi sotto la curva il giocatore non saltato, lei che emozioni ha sono inutile negarlo, sono molto contento, siamo contenti di avergli dato questa soddisfazione, vincere un derby è sempre una cosa molto positiva. E poi, ripeto, a me la partita è piaciuta, il Padova mi è piaciuto, è stato ordinato, è stato compatto, è andata sotto, ha recuperato, ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi al di là del secondo tempo del palo e di qualche situazione che è normale che ci creassero, siamo stati bravi e ordinati, abbiamo creato i presupposti anche per raddoppiare prima, per bravura del loro portiere, per pizzico di errori nostri, non l'abbiamo fatto prima, però è una vittoria importante e siamo contenti per la società, per i tifosi e per i giocatori. Non ti ricordavi del derby che avevi giocato da giocatore? Pensavi di non averlo giocato, poi vedendo i tabellini eravate in campo sia te che tuo fratello. Questo sarà più difficile dimenticarlo, credo. Sì, è
sicuramente era, soprattutto sono passati tanti anni, quindi non l'ho fatto apposta, sinceramente non me lo ricordavo. E comunque noi eravamo in una situazione, come avevo già detto, di difficoltà, e vincerlo in questo modo da allenatore sicuramente mi dà più soddisfazione, sinceramente.